Abitavi in questa casa? Ma vi siete fatti male con qualche vetro rotto? La donna che parla, come si chiama? Vuoi nasconderci qualcosa? Siete chiacchieroni e spegnete gli strumenti, però non accendete niente. Abbiamo delle luci dietro le nostre spalle, le potete accendere. Cosa hai visto, Dario? Se basta spegnere quello. Spegni questi invece. Ciao, vi piacete così ma non lo fate però. Ciao. Volete parlare con Emanuele allora? Chi è? Io ho capito chi è. Ho capito chi è. Emanuele è qui, cosa volevate dirgli? Io ho capito su. Ma non è la prima volta che ho capito su. Siete contenti che Emanuele e Roberta abitano qua? Se vi accendiamo un altro strumento. Come dice lei? Vuoi che vada via la Roberta? Vai pure. Potete per favore avvicinarvi allo strumento vicino alla finestra? Se c'è un bambino ci può giocare anche con quello strumento, può toccare l'antenna. Guardate, vi faccio vedere che non succede nulla, mi avvicino io. Si è accesa la luce. Vi siete avvicinati? E la temperatura? Dai, tocca l'antenna per favore. C'è qualcuno che si chiama Sante? È lì. È lì dove? Può fare una pausa?
pause lascerei tutto qua. Andrei un attimo giù. Vediamo se registra qualcosa, cerchiamo di stare in La temperatura è migliore. C'è qualcuno che si è tagliato? Sì. Con dei vetri? Prova anche sul fondo. Chi è che ha parlato con Emanuele? No, non vuole parlare con me stasera. Io ti do via. Via? Ti do i coglioni? Io? No, adesso no. Volete che andiamo giù? Andiamo giù? Sì. Non hai uno specchietto? No, ma no. Non può dar sotto l'acqua. Si pensava. No, va bene, se non c'è, non c'è. Noi ci accendiamo in bagno. No. Sentito? Sopra qui. Sì, sopra qua. Perché può essere un rumore di assestamento. Comunque la temperatura sta scendendo, forse deve stabilizzarsi, penso, no? È molto più fresco qua rispetto a sopra. Volete che vi apra l'acqua? Prova. Che rumore strano. Che rumore strano. A mangiare quello. Sta troppo allora. Carne fredda. C'è stata un'esplosione qui. Se qui c'è stata un'esplosione, potete far suonare lo strumento che è dentro la doccia, avvicinandovi. Hai paura della doccia? Hai paura dell'acqua?
Sentite? Cosa? Come la porta tic tic. Vuoi fare un agosto qua? Sì. C'è qualcuno che può parlare con noi? Perché avete rotto la porta della doccia? Sbaglio, ho detto quando. Un po' di tempo fa. Sento parlare straniero. Are you English? Siete tedeschi? Potete per favore illuminare gli strumenti o avvicinarvi allo strumento che c'è nella vasca? Nella doccia? Perché si sono rotti i vetri in questa casa? Il box doccia e il corrimano della scala. Come? Mala. La temperatura si sta abbassando, che sta facendo? Si alza. Si alza? Si alza, si alza e si abbassa, si alza e si abbassa. Puoi dirci il tuo nome? Posso prendere male. Posso prendere qua sul muro e poi ha detto spegnere. Perché dobbiamo spegnere? Parete. Ti dà fastidio la radio? La radio ha ripetuto. Sì. Ascolta, io ti chiedo una cosa. C'è la carta igienica e c'è anche un barattolo qua sopra. Lo puoi far cadere, per favore? Proviamo a fare 2 domande col libro? Sì. Mm? C'è qualcuno qui in questa stanza con noi? Devi girarlo però, mi sa che è storto. Devi vieni a leggere però. Allora, gli elmetti tondi, togli un attimo il dito. Campo di grano. Un altro gruppo di feriti ancora capaci. Oppure gli elmetti tondi, poi udì la fluida parlata francese. Un altro gruppo di feriti ancora capaci di camminare. Feriti comunque. Francese. E francesi, sembrava parlassero in francese. Perché avete rotto l'anta della doccia? Tiro sul dito. Non ti dai abbastanza arie. Abbastanza aria. Abbastanza aria. Ti sentiamo tipo imprigionato? Io lo chiedo. Io lo chiedo. Prova. Non ti dai abbastanza aria, come nel senso non avesse aria. Quindi ha aperto la porta. Non ti dai abbastanza arie perché era come se ti sentissi imprigionato in gabbia.
Quando raggiunsi Connor sulla soglia. Beh, Connor comunque è un nome, lei era su Connor. Sì. Però non gli ha chiesto il nome. Poi ha detto di soglia. Soglia porta. Porta anche della doccia, potrebbe essere. La porta in generale? È successo qualcosa con qualche porta? Sei stato rinchiuso qua? In questa casa? Forse. Forse è vero. Forse è vero.